Oggi è indispensabile, necessario e fondamentale riconoscere il ruolo dei caregiver, lo dobbiamo a loro e lo dobbiamo anche a tutti quegli anziani che naturalmente sarebbero tenuti e gestiti in un ambiente più protetto, perché la domiciliarietà sarà il futuro, non possiamo riempire il Veneto di case di riposo. Abbiamo potuto leggere sia le risposte dei lavoratori sia le risposte dei pensionati. Sicuramente c'è il tema di questo invecchiamento, quindi la difficoltà da persona anziana a seguire persone ancora più anziane. Dall'altra parte invece c'è tutta la parte degli attivi e sicuramente il tema della conciliazione vita-lavoro. È complicato gestire sia il lavoro che questo ruolo che, per quanto ovviamente tra gli attivi richieda un po' meno tempo, però comunque gestire entrambi i piani è molto complesso, anche perché molto spesso ci si trova a essere madri e padri, lavoratori e dall'altra parte caregiver dei propri genitori. Secondo noi è fondamentale il riconoscimento giuridico e quindi il ruolo normativo per delineare questa figura di caregiver, soprattutto per dare risposte ai lavoratori nel mondo del lavoro, darebbe loro la possibilità di avere da parte delle aziende delle opportunità. Se noi riusciamo a riconoscere loro il valore di questo ruolo, probabilmente riusciamo anche come organizzazioni sindacali ad incidere e pretendere che i lavoratori non vengano discriminati dal punto di vista retributivo.